Bentrovati amici sportivi, palazzetto dello sport di Crotone, il Palamilone per l'esattezza, che da ieri ha ripreso ad ospitare gare ufficiali, in questo caso di calcio a 5, ma quanto prima sarà disponibile anche per altre discipline sportive, quindi il Palamilone che si ridà alla vita dopo aver purtroppo ospitato ed essere stato testimone e spettatore incolpevole della tragedia che un anno e qualche mese fa ha colpito le nostre coste calabresi. Adesso il Palamilone si ridà alla vita. 60ª edizione del torneo delle regioni calcio a 5 categoria allievi under 15, di fronte oggi Campania e Marche, la Campania in completa divisa rossa, le Marche in completa divisa gialla, la Campania schiera Gallo tra i pali col numero 2 Russo, col numero 3 Diana, col 4 Feo, col numero 5 Granata, col numero 6 Ferraro, col numero 7 Chianese, col numero 8 Cuccaro, col numero 9 Stagliano, col numero 10 di Dona, chiedo scusa, l'11 indossata come maglia da Mangiacapra e la 12 da Bova, e questi giocatori sono agli ordini di mister Lorenzo Damiani. Agli ordini invece di mister Alfredo Macellari per le Marche in completa divisa gialla, Bonci col numero 1, col numero 2 Coppari, col 3 Del Pizzo, col 4 Lorenzetti, col 5 Longarini, numero 6 Tu, 7 Bruciati, 8 Moretti, 9 Sciamanna, 10 Sebastianelli, 11 Catalini, 12 De Capua. Allora, da qui a poco daremo vita al match, all'incontro. Intanto vi ricordo velocemente che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM. Per STEM si intende scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Quindi una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti, a cui va il nostro plauso. Sarà, a quanto abbiamo capito, la Campania a battere il calcio d'inizio. Intanto vediamo lo schieramento, vediamo col 5 Granata per quanto concerne per l'appunto la Campania. Al punto di battuta dovrebbe esserci il giocatore riconoscibilissimo per quanto riguarda l'aspetto fisico, anche in virtù del fatto che indossa gli occhiali. Partiti in questo istante e la Campagna che manovra. Granata all'indietro verso il portiere Gallo, pallone che viene messo fuori dallo stesso Gallo, si riprenderà con la rimessa a favore delle Marche che attaccano da sinistra a destra dei vostri monitor o teleschermi, mentre la Campagna risponde da destra a sinistra. Al punto di battuta Longarini, si fa vedere Lorenzetti, il pallone era per lui ma non ci arriva Lorenzetti. Nulla di fatto, pallone che esce fuori e rimane in possesso dei campani. C'è questo lancio lungo in avanti, nessuno che si avventa sulla sfera, fa buona presa De Capua, colui che è stato chiamato ad occupare i pali per quanto concerne il team marchigiano, che insiste con Longarini. Ancora Longarini da questa parte pronto, riceve Sebastianelli, il pallone lungo in avanti, attenzione, potrebbe, infatti è una bella azione questa delle Marche, coadiuvata in pratica da Lorenzetti e Longarini.
Adesso manovra invece la Campagna, questo lancio lungo a cercare Stagliano, Stagliano si gira all'indietro per Cuccaro, Cuccaro riesce a saltare il suo diretto avversario, si propone Cuccaro, Cuccaro, il tiro di Cuccaro e la deviazione in angolo sopra la traversa da parte di De Capua. Prova di Dona servito da Stagliano, il pallone finisce fuori, nulla di fatto. E riparte la compagine marchigiana. Longarini riceve adesso Lorenzetti sull'out di destra, all'indietro ancora per Sebastianelli, poi Longarini, Del Pizzo, Lorenzetti, si incunia Lorenzetti, cerca di portarsi sulla linea di fondo per poter rimettere al centro. Attenzione, attenzione, Lorenzetti riesce battendo l'angolo a servire bene Del Pizzo, che di prima intenzione calcia ma purtroppo colpisce male, la sfera chiedo scusa sorvola la traversa. 0-0 il risultato, interviene il portiere protetto da Cuccaro, prova a riproporre per Stagliano, attenzione, e c'è questo tiro provato dopo da Granata, Granata ancora, Di Dona in tre a coprire su Sebastianelli che nonostante tutto riesce a ottenere l'angolo. Attenzione, non ce la fa a mantenere il pallone in campo Stagliano. Del Pizzo, Lorenzetti, la conclusione fuori, nulla di fatto, si rimane sullo 0-0 iniziale. Adesso, visto che abbiamo appuntato sul nostro taccuino un po' di notizie, possiamo anche raccontarvi. Intanto seguiamo Longarini, all'indietro per Del Pizzo, sulla destra Lorenzetti, Lorenzetti cerca di saltare il suo diretto avversario Longarini e poi c'è la palla invitante, o meglio proposta per Sebastianelli, ma c'è stato il tocco della difesa della Campagna in fallo laterale. Stavo dicendo, possiamo leggere le formazioni che sono attualmente in campo. C'è Gallo per la Campagna col numero 1, col 5 Granata, con l'8 Cuccaro, col 9 Stagliano e col 10 Di Dona, mentre le marche rispondono con Del Pizzo, Lorenzetti, Longarini, Sebastianelli e De Capua tra i pali. Attenzione, la Campagna che prova a calciare direttamente in porta, o meglio le marche. C'è questo tiro a giro di Lorenzetti, nulla di fatto. Granata, scende il pallone al piede per Stagliano, l'anticipo di Del Pizzo in fallo laterale. Granata, sarà lui a rimettere in gioco la falla, la fa per Di Dona, c'è un anticipo su Di Dona da parte di Lorenzetti, ma il pallone è finito fuori, quindi in fallo laterale. Ancora Granata, sempre lui che chiama Sebastianelli, il tacco provato da Stagliano, nulla di fatto, e poi la palla proposta in avanti da Sebastianelli che non raggiunge nessuno dei suoi, palla che finisce fuori in fallo laterale. 0-0 il risultato, di scena qui al Palamilone di Crotone per questa seconda giornata del torneo delle regioni, 60ª edizione che si tiene in Calabria. La
categoria allievi under 15 di fronte alla Regione Campania contro le Marche. Insiste la Campania, c'è questo lancio lungo a cercare Stagliano. Prova adesso Di Dona, Stagliano, il tiro di Stagliano che ha calciato anche benissimo, ma è stato altrettanto bravo il portiere De Capua a rimettere a parare in angolo. Di prima intenzione si è girato Stagliano, ancora Stagliano, il tacco all'indietro per Di Dona, poi il portiere, vediamo che cosa propone Lorenzetti, anzi meglio era Longarini, ha proposto un tiro dalla distanza visto che il portiere era avanzato, adesso forse c'è un tocco di mano, non l'ha veduto. Riparte la Campagna in completa divisa rossa, pallone per Di Dona, si fa vedere Lorenzetti, lancia meglio Stagliano, nulla di particolare, è entrato Mangiacapra per quanto concerne la Campagna, che se non andiamo errati deve essere il figlio dell'allenatore dell'Under 17, poi avremo modo di chiederlo c'è Mangiacapra e c'è anche Chienese nella Campagna. Mangiacapra ha provato a rimettere al centro, c'è stato l'intervento di Longarini in fallo laterale. Di Dona, Mangiacapra, recupera Sebastianelli, se ne va Sebastianelli, potrebbe fare tutto da solo, preferisce invece l'appoggio per Longarini che sbaglia tu per tu, poi ancora Lorenzetti. Sembra più vivace la manovra, soprattutto in fase di contropiede, in fase di rimessa da parte dei marchigiani, anche se la Campagna sembra avere... Intanto vediamo cosa succede perché... uno rosso, quindi vuol dire che c'è un fallo, il primo fallo della giornata. Vi ricordo che dopo 5 falli la squadra che li ha subiti può usufruire di un tiro libero, quindi un'opportunità importante per poter segnare. E adesso il direttore di gara ci ha segnalato il fallo intanto riparte la squadra marchigiana da questa parte sull'out di destra del Pizzo, poi all'indietro per Longarini che è il playmaker della squadra, mentre Lorenzetti si è portato in fase d'attacco. Attenzione, vediamo come se la cava anche Ferraro che è entrato nelle file della Campagna. La Campagna ha già sostituito diversi uomini, mentre le Marche stanno giocando ancora con i 5 che sono entrati dal primo minuto, o meglio no, c'è anche Bruciati, quindi hanno cambiato le Marche, è uscito Sebastianelli, giusto un cambio nelle file marchigiane, mentre la Campagna ha già cambiato diversi giocatori. Longarini, Del Pizzo, Bruciati, ancora Lorenzetti che prova ad alzare in avanti dove non c'è nessuno, si riprende a giocare con la Campagna in possesso del pallone. Stagliano il più attivo dei suoi, in qualche modo riesce a servire Chienese che cade a terra, non c'è fallo. Mangiacapra, Stagliano, il tiro di Stagliano si immola ed è bravissimo Del Pizzo.
difende bene la squadra marchigiana senza nessun affanno, e adesso si propone l'attacco, però sbaglia il controllo. Lorenzetti recupera Mangiacapra, poi ancora Stagliano, Mangiacapra che non riesce a trattenere il pallone. Si è vivacizzata la partita in quest'ultimo minuto. C'è il time out, la palla è in possesso della Campania, quindi il time out è stato richiesto dall'allenatore Lorenzo Damiani. Probabilmente in quest'ultimo minuto, dove la gara sembrava avere un andazzo molto più veloce, più prorompente rispetto ai primi minuti, l'allenatore ha visto qualcosa che non funziona, anche perché essendo troppo precipitosi rischiano, come è successo poi del resto, di non mantenere il possesso del pallone, di non controllarlo a dovere per poter eventualmente proporsi in fase d'attacco in modo più spedito e anche più incisivo. C'è una manovra molto confusa sia da una parte che dall'altra. Diciamo che la squadra favorita sulla carta dovrebbe essere la Campania, ma le Marche si stanno difendendo bene senza nessun affanno poi del resto. La Campania invece sembra un po' confusa, un po' precipitosa nelle manovre in fase d'attacco soprattutto, e questo non depone a favore del gioco e nemmeno per quanto riguarda la compagine campana nel cospetto del risultato. Allora adesso vediamo un po' chi è rimasto in campo, se c'è stato qualche cambio. In ogni caso Longarini, Lorenzetti capisce tutto, Mangiacapra che poi prova la conclusione, nulla di fatto, con calma De Capua. Tu col numero 6, Longarini, Lorenzetti, forse c'è una trattenuta da parte di Ferraro, leggera, per quanto leggera comunque in ogni caso non è stata ravveduta, però ha messo in difficoltà il calciatore, l'attaccante Camparo. Tu Lorenzetti, tu, si propone, riceve Longarini, difatti il pallone sembrava essere uscito. Il secondo arbitro, meglio il cronometrista, che adesso andiamo a leggere i nomi. Camposano è l'arbitro, il primo arbitro, mentre Morgione è il cronometrista della sezione di Crotone. Il cronometrista ha alzato il braccio e ha segnalato l'uscita del pallone, anche se il pallone deve uscire interamente. Se la sfera in qualche modo anche in minima parte è sulla linea, il pallone è giocabile. Tu Longarini anticipato in fallo laterale, ancora Longarini, passaggio arretrato per Tu che allarga per Lorenzetti, ancora Tu, non riesce a servire Longarini, pallone fuori. Chianese si propone per la battuta, l'arbitro ha dovuto aggiustare
calzettoni e le scarpe. Attenzione, attenzione, non c'è fallo, dice il direttore di gara. Recupera comunque ancora la Campania, che ha protestato anche se non in modo veemente. De Capo il pallone tra le sue mani, lo propone per tu. Lorenzetti, anticipato bene da Ferraro, che viene spinto in modo duro, cade a terra, c'è il fallo. È entrato Sebastianelli ed è uscito Lorenzetti. Il fallo è a favore dei Campani e nelle file della Campania è entrato anche Feo col numero 4, c'è Mangiacapra col numero 11. Vediamo se c'è un altro avvicendamento. Sì, infatti in questo momento sta entrando col numero 10 Di Dona, che ha già giocato comunque. C'è Mangiacapra sulla palla, la palla è per lui, proposta da Di Dona, ma non è successo nulla di particolare. Feo, Mangiacapra, Feo, Mangiacapra, Feo, manovra di due, poi è stato il pallone lungo sull'out di sinistra per Stagliano, è stato anticipato da Tu in fallo laterale. Attenzione, ci prova adesso Di Dona, servito da Feo, pallone deviato in fallo laterale dall'altra parte da un difensore delle Marche. Di Dona al punto di battuta, prova a mettere al centro, prova ad andarsene adesso, se non c'è nulla da fare. Sebastianelli conquista, si dispera il numero 10 delle Marche, Sebastianelli conquista un angolo perché c'è stata la deviazione da parte del portiere. Adesso chiama lo schema pure, ma ha fallito forse la più ghiotta delle occasioni. Tanto mantiene il pallone in campo Lorenzetti. Marche vicinissime al vantaggio, Sebastianelli a tu per tu con il portiere Campano, ha fallito la più ghiotta delle occasioni. C'è il fallo laterale, ma c'è il time out richiesto dalle Marche, saranno loro poi a battere la rimessa laterale. Io ne approfitto per leggere l'iniziativa lodevole della Lega Nazionale Dilettanti. I ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, esattamente scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettante per coloro che vinceranno il torneo delle regioni. Naturalmente è un'iniziativa alla quale va il nostro applauso e speriamo poi magari più in là di renderla possibile anche ad altre regioni, anche se non dovessero vincere il torneo. Sarebbe bello poterlo offrire a tutti, comunque in ogni caso, perché lo studio in primis, poi lo sport, soprattutto anche lo sport, e quindi sarebbe bello poterlo offrire anche ad altri ragazzi, anche in altre discipline sportive. Intanto
ne godranno i vincitori del torneo delle regioni targato 2024 che si gioca per la 60ª edizione in Calabria. Tu da questa parte per Longarini osserva la posizione dei propri compagni, poi lancia a vuoto perché nessuno riesce a capire le proprie intenzioni. Attenzione, ha fatto veramente una gran bella cosa Lorenzetti, sfortunato in questa circostanza il numero 4 delle Marche, che ha capito che forse l'unico modo per centrare la porta era quello di provarci con il tacco dopo naturalmente essersi defilato. Ha capito che non era il caso di tirare di prima intenzione perché ci sarebbe stata sicuramente una parata o una deviazione, e ha provato in qualche modo a saltare l'avversario defilandosi, e poi con il tacco ha colpito il palo. È stata forse la giocata più bella di questa prima parte di gara, quindi un applauso a Lorenzetti per quanto fatto. Marche quindi vicinissime al gol. Diciamo che finora le Marche stanno dimostrando più determinazione, soprattutto in fase d'attacco, e meriterebbero qualcosa in più. Longarini in avanti a cercare Sebastianelli, pallone all'indietro e poi prova da una distanza con un tiro innocuo di Dona che raggiunge facilmente la presa di Gallo. Riparte la compagine marchigiana, c'è questa conclusione in porta da parte di Lorenzetti, nulla da fare. Longarini, chiedo scusa. Feo. Longarini riesce a stoppare. Sebastianelli ha cercato di servire Lorenzetti. Riparte la campagna con Feo. Feo in qualche modo propone per Stagliano, viene anticipato in fallo laterale il numero 9 Campano, sempre Feo che nonostante la statura, essendo quello più basso in campo, sembra dotato dal punto di vista tecnico, infatti i compagni lo cercano spesso ed è lui che si propone per le battute e in fase di finalizzazione anche per l'ultimo passaggio. Stagliano propone per Feo, il tiro di Feo! Abbiamo parlato di lui e ci stava per regalare il gol, il numero 4 della campagna. Tu, Longarini, Lorenzetti, Sebastianelli anticipato dal numero 11 Catalini, anzi chiedo scusa, Mangiacabra. Allora c'è ancora una segnalazione da parte del direttore di gara in merito al fallo, e poi viene segnata, concessa la rimessa laterale alle Marche, ma tutto ciò ha fatto arrabbiare la panchina dei Campani. Di Dona, pallone carambola su di lui e finisce in fallo laterale, rimessa con i piedi in questo caso da parte delle Marche. Sebastianelli si fa vedere Tu, è lui che riceve, da questa parte è libero e largo Longarini, preferisce ancora Sebastianelli, adesso Longarini in qualche modo non ci arriva Lorenzetti che poi recupera e con un gioco di gambe, qualche finta in più
riesce a disorientare l'avversario e poi a subire il fallo, quindi punizione a favore delle Marche. C'è Del Pizzo in campo con il numero 3, lui che adesso si accinge a battere. Largo su Longarini, in avanti per Sebastianelli, prova ad andarsene Sebastianelli, poi tocca per ultimo, pallone in fallo laterale. Chianese, Mangiacapra, ancora Chianese, si fa anticipare, attenzione, c'è Lorenzetti che ha preferito servire Sebastianelli invece di calciare. Intanto c'è l'ammonizione per il numero 7 della Campagna, Chianese, ammonito Chianese, è entrato in modo scorretto. Di nuovo vicinissima al gol la compagine marchigiana, è un po' più confusa la manovra. Attenzione, c'è il fallo di Del Pizzo che viene ammonito, anche Del Pizzo, quindi un ammonito per parte. È stato ammonito per l'intervento su Chianese. Chianese è stato ammonito qualche minuto fa, qualche secondo fa anzi, e poi si è arrabbiato e ha detto perché dobbiamo essere solo noi gli ammoniti. Intanto adesso sta entrando col numero 10 nelle fila della Campagna di Dona. L'allenatore sta dando qualche indicazione a Mangiacapra. Sul pallone c'è Stagliano, Mangiacapra un po' più arretrato. Presumiamo che Mangiacapra proverà la conclusione in porta, o meglio Stagliano, anche se c'è vicino anche Mangiacapra. Vediamo chi dei due proverà la conclusione in porta. Attendiamo il fischio che arriva in questo istante. No, ancora no. Si era portato il fischietto alla bocca il direttore di gara. Eccolo qua il fischio. La finta di Mangiacapra, il tiro di Stagliano, o meglio il passaggio di Stagliano per Mangiacapra, poi Mangiacapra ha provato a rimettere il pallone al centro, ne è scaturita una rimessa laterale, ancora Mangiacapra che prova a sorprendere il portiere, non ci riesce, liscia il pallone e poi subisce fallo. Il numero 10 di Dona, o meglio non subisce fallo. È finito il primo tempo. Io velocemente, prima di dare la linea, vi ricordo che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che è anche colei che ha organizzato questo 60° torneo delle regioni, che quest'anno l'ospita la Calabria. Ci fermiamo, ci sentiamo da qui a poco per gli altri 20 minuti, 15 minuti effettivi di questa vincente partita che per il momento rimane sullo 0-0 iniziale. A dopo.
veda che io sempre nelle mie auto, Sì, tu che pensi che non è spazio? Tutti dicono che non è spazio. come minimo 4-5 anni. Non mi spostato, sono staccato. Una, ti do scheda, no? Vai a prendere al bar qualcosa che qua di fondo, quando esci di qua. Tu scendi di qua, ok? Scendendo, sali scala dove siamo andati, hai visto macchina, ok? A destra, poco a destra, c'hai tabacchino, dopo tabacchino c'è bar, ok? Ti prendi tu qualcosa, tu non vuoi niente, tu non vuoi cosa. Perché non porti una bottiglietta d'acqua? Che io ho purtroppo mi sono una bottiglietta d'acqua. Chiamo perché ti do, perché casomai ti serve il codice per mettere le cose. Io nulla, quando sei là chiamo, non è che ti dico soldi. Tu non vuoi niente, sicuro? No. Come abbiamo? Alle 15 l'altro mattina poi l'altro mattina alle 5 e mezza. Per me deve essere 5 alle 2. E se non lo 2 guardo, e mezza, fai parte ormai vabbè, io lo so prima mattina stendo. Una volta che hai capito l'andazza magari non devi capire. ti dico la verità, va. Così, com'è 150 euro se non vuoi. Ok? Non so bene. Ok? Però per come l'avevano detto, volevano darmi a consenso 150 euro, poi che, una vergogna, una vergogna. Sai che ha fatto questo?
aspetta. Sì, perché sta iniziando. Guarda. Rieccoci, sono entrate in campo le due formazioni, ovvero sia quella della Campania che adesso gioca dalla sinistra a destra dei vostri monitor e dei vostri teleschermi, e quella naturalmente delle Marche in divisa gialla, mentre la Campania è in divisa rossa, che gioca da destra a sinistra dei vostri monitor o teleschermi. È la 60ª edizione del torneo delle regioni calcio a 5 che si tiene in Calabria. Siamo in diretta dalla Palamilone di Crotone e la categoria allievi under 15 di fronte quest'oggi. In questa gara sta per iniziare il secondo tempo, i due direttori di gare, Camposano che è il primo arbitro e il cronometrista Morgione, stanno prendendo posto. Della sezione arbitri di Crotone e naturalmente i giocatori in campo attendono il fischio iniziale. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate 0-0. Eccolo qua il fischio iniziale. Lorenzetti, che è stato autore di una bella conclusione che è andata a finire sul palo di tacco durante la prima fase di gioco. Adesso è la Campagna che spazza via con Feo, che ha preferito buttare la palla in fallo laterale piuttosto che tentare l'affondo. Diciamo che le Marche sono state un po' più vivaci in fase di impostazione, mentre la Campagna in contropiede ha cercato in qualche modo di per venire al vantaggio. Una partita sostanzialmente equilibrata. Se avessimo dovuto segnare qualcosa in più ai punti l'avremmo fatto nei confronti della compagine marchigiana, soprattutto per le occasioni avute. Adesso c'è questo tiro di Longarini che finisce alto all'alto sulla traversa, va a raccogliere il pallone Granata, lo restituisce al proprio portiere che adesso lo rimette in gioco. Di Dona, attenzione, Stagliano per Granata, anticipato Granata, prova ad andarsene Sebastianelli, recupera il pallone alla Campagna, Granata, gioco di gambe di Granata che poi viene contrastato bene da Longarini, pallone in fallo laterale. Sono le Marche che ci provano adesso con Longarini che non riesce a controllare bene il pallone, che finisce in fallo laterale. Ferraro, Catalini, o meglio Mangiacapra, Granata che prova a rimettere al centro per Stagliano, riparte la compagine marchigiana, tu Longarini, capisce tutto Granata, poi prova ad andarsene Stagliano, si allunga il pallone, lo mantiene in campo però lo regala ai propri avversari. Attenzione, c'è il gol delle Marche con Tu, ha fatto tutto bene il numero 6, ha vinto un contrasto, o meglio un doppio contrasto, e poi di sinistro ha spiazzato il portiere Gallo. 1-0 per le Marche. Cambia quindi il risultato in vantaggio delle Marche, lo avevamo detto proprio ad inizio di telecronaca della ripresa. Attenzione ancora le Marche,
Sebastianelli viene contrastato bene da Ferraro, il pallone finisce in fallo laterale. È stato attento il numero 6 della Campagna in questa circostanza, un po' meno in occasione del gol subito. Adesso la Campagna non ci sta, Ferraro, Granata, Ferraro all'indietro per Mangiacapra che sbaglia, poi recupera Stagliano sull'affondo di Sebastianelli, ma non riesce a mantenere il pallone in campo. C'è un po' di confusione nelle file della Campagna, il gol subito forse un po'... attenzione adesso Longarini ha avuto sui propri piedi la palla del 2-0, non è riuscito ad impattare bene sul pallone, quindi si rimane sull'1-0. Il gol di Tu che ha sbloccato una partita che sembrava delinearsi sul risultato di parità. Attenzione adesso, attenzione a Granata, ha avuto un pallone filtrante e invitante ma non è riuscito a depositarlo in porta. Adesso Lorenzetti non riesce a controllare bene, sbaglia il controllo e quindi non riesce ad approfittarne. L'ultimo tocco è di Mangiacapra, quindi la rimessa laterale sarà a favore delle Marche che conducono per 1-0. Si è sbloccato quindi il risultato. L'autore del gol, Tu, Longarini, all'indietro ancora per Tu, di nuovo Longarini, Lorenzetti anticipato da Stagliano per un attimo, poi recupera ancora la Campagna, Stagliano e c'è un fallo laterale, c'è un fallo. La rimessa con i piedi a favore della Campagna. Chianese che è stato ammonito nel primo tempo. Mangiacapra, Ferraro, Chianese anticipato da Longarini, anzi Lorenzetti che prova il tiro dalla distanza. Tiro ribattuto in fallo laterale, lo stesso Lorenzetti si propone, Longarini non riesce a raggiungere il pallone, sembra averlo fintato e ha messo in difficoltà anche il compagno di reparto Sebastianelli. Un bel pallone invitante per Stagliano che è stato anticipato comunque da Tu che difende bene il gol segnato. Si porta il pallone fuori, adesso si lamentano tra di loro i giocatori campani. C'è stato Ferraro che ha avuto qualcosa da dire a Chianese, non gli è piaciuto il passaggio ricevuto. Sebastianelli, grandissima conclusione di Sebastianelli che sfiora l'incrocio dei pali, vicinissimo al raddoppio la compagine marchigiana. Longarini, Sebastianelli e c'è la deviazione, anzi era Lorenzetti per Sebastianelli e c'era la deviazione sotto porta da parte di un difensore della Campagna che stava per mettere in difficoltà la propria retroguardia. Non concede l'angolo il direttore di gara, si arrabbiano i giocatori delle Marche, ma anche la panchina. In effetti a noi è sembrato di vedere una deviazione sotto porta.
cenno di intesa tra Mangiacapra e Stagliano. Chianese pertanto, anche in questo caso stavo dicendo, Chianese ottiene una rimessa laterale, invece il direttore di gara la assegna alle Marche. Tu Longarini, tu Lorenzetti prova con il tacco a saltare l'avversario, poi invece Mangiacapra si porta il pallone fuori. C'era stata una spinta che lo ha disorientato, ma la rimessa laterale viene concessa alle Marche. C'è stata una timida protesta da parte della panchina e in effetti i due direttori di gara, o meglio il cronometrista Morgione e prima ancora anche Camposano, il direttore di gara, sono andati a calmare un po' gli animi della panchina campana, che avrebbero voluto e hanno protestato in occasione della rimessa laterale. C'era un calcio di punizione secondo loro per la compagine campana. Spazza via la difesa delle Marche a difesa del vantaggio. È una partita che si è sbloccata e quindi adesso dovrebbe promettere qualcosa di più eccitante, anche se onestamente la reazione dei campani stenta a decollare. Di Dona si fa vedere Chianese, Mangiacapra lo serve, adesso ancora il pallone all'indietro per Mangiacapra. Di Dona, Granata si gira bene, però non mantiene il pallone in campo, non è valida la conclusione. C'è la rimessa il direttore di gara, vediamo che decisione ha preso. Non ci sembra molto lucida la direzione di gara quest'oggi, anche se Camposano è affidabile. Attenzione, di prima intenzione Sebastianelli ha sfiorato il gol del 2-0, ci ha messo la gamba lunga e anche adesso Sebastianelli ha cercato di sorprendere l'estremo difensore Gallo. Bella la conclusione di Sebastianelli al volo, pallone che è uscito di poco fuori sulla destra della porta difesa da Gallo. Marche vicino al raddoppio, adesso per quello che stiamo vedendo le Marche stanno legittimando il vantaggio. Ancora Lorenzetti, c'è un fallo di Lorenzetti ai danni di Dona, forse qua poteva starci qualcosa in più. Mangiacapra, Ferraro, in avanti Ferraro per Granata, anticipato da Longarini. Longarini in qualche modo in avanti, non c'è nessuno dei suoi. Granata, gioco di gambe di Granata, si allunga il pallone il numero 5 della Campagna, spazza via in fallo laterale la difesa delle Marche, sta entrando Bruciati col numero 7. Ferraro, Feo, Ferraro, Feo, prova ad accentrarsi Feo, intervento di Bruciati in fallo laterale, lo stesso Feo a rimettere con i piedi. Ferraro, la conclusione di Ferraro,
che viene intercettata da un proprio compagno, ma non succede niente di particolare. Poi conquista un pallone, si gira e conclude vicino alla doppietta il tiro di Tu. Si allunga il pallone Ferraro, da una parte all'altra, da un portiere all'altro il pallone, poi Del Pizzo viene contrastato bene da Ferraro che riconquista il pallone, subisce fallo, dice di no il direttore di gara. Attenzione, è una fase concitata, adesso sì, adesso il fallo c'è. Sebastianelli ha commesso il fallo su Granata, anche se c'era un fallo anche prima. Difatti la panchina, o meglio l'allenatore della Campagna, mister Lorenzo Damiani, si sta alterando nei confronti di Camposano, che lo va a redarguire, anche se diciamo sostanzialmente forse a giusta ragione l'allenatore della Campagna si sta alterando. Le manda a dire, ne parla con i propri dirigenti. Damiani è ancora arrabbiatissimo. Ricordi il risultato, la Campagna è sotto di 1-0 per le marche assegnato Tu ad inizio ripresa. Non c'è stata una gran bella reazione da parte della compagine in maglia rossa, però diciamo che alcune decisioni hanno anche un po' messo in discussione alcune ripartenze. Del Pizzo conquista la rimessa laterale, l'ultima tocco è stato di Feo. Intanto rientra Stagliano. Del Pizzo, Sebastianelli, pallone a cercare Bruciati, troppo largo, Feo, Ferraro, Stagliano, prova a girarsi Stagliano, conquista la rimessa con i piedi, o meglio conquista l'angolo, si propone Feo. Stagliano, il palo di Stagliano, poi Ferraro non è riuscito a concludere, c'è una protesta, forse volevano un tocco di mano, poi forse riusciremo a capirne meglio. Intanto seguiamo attentamente la Campagna, ancora Ferraro, l'anticipo di Sebastianelli in fallo laterale. Non abbiamo capito se c'è stata la protesta o meno da parte della panchina della Campagna sulla conclusione ravvicinata di Ferraro, e adesso Chianese vicino al pareggio. L'anticipo di Sebastianelli sul portiere in uscita, pallone alto sulla traversa, nulla di preoccupante, era difficile, anche se ci è arrivato prima sul pallone Sebastianelli, ma era l'unico modo che poteva per calciare. Ancora una conclusione di Chianese, ancora una ribattuta in angolo da parte del portiere De Capua.
Insiste la Campania, ancora una conclusione, ancora un pallone in fallo laterale, è stato Ferraro a provarci dalla distanza. Feo, la conclusione di Feo, pallone fuori. Nulla di fatto, 1-0 il risultato a favore delle Marche. Adesso c'è il tocco di Ferraro in angolo, si propone Bruciati, si fa vedere Lorenzetti, la conclusione di Longarini, anzi ancora. Attenzione, non ne approfitta, non riesce ad approfittarne Ferraro. Era stato ben servito da Feo Ferraro. Che adesso anticipa su Bruciati e spedisce il pallone in angolo. Ferraro, stavamo dicendo, era stato ben servito da Feo, ma non è riuscito nel controllo della sfera e quindi è sfumata l'azione. 1-0, Marche in vantaggio, che insistono in attacco, il tiro provato da Lorenzetti e adesso prova a ripartire in contropiede, troppo lungo il lancio di Gallo a cercare Stagliano, che si era proposto bene ma non è stato raggiunto dalla sfera. Bruciati, anticipato da Ferraro, all'indietro per Mangiacapra, il tiro, la conclusione di Stagliano. Che lambisce il palo e poi la sfera vola da una parte all'altra, da una porta all'altra, da un portiere all'altro. Mangiacapra, Stagliano, Ferraro cerca di saltare l'avversario, poi commette fallo su Longarini e c'è il calcio di punizione a favore delle Marche. 1-0 il risultato all'inizio del primo tempo, il vantaggio marchigiano ad opera di Tu, una conclusione che si è insaccata e nulla ha potuto il portiere, dalla distanza naturalmente, e nulla ha potuto il portiere campano Gallo nella circostanza. Ancora Marche, Ferraro e c'è l'anticipo su Stagliano che era stato servito da Mangiacapra. Esce adesso Mangiacapra al suo posto, prova Cuccaro, tocca il suo primo pallone Cuccaro, gioca con l'uomo in più in campo, il portiere è fuori, quindi gioca con l'uomo avanzato la compagine campana. Cuccaro, l'anticipo per il pallone proposto a libero di Dona, Feo, anzi Chianese, chiedo scusa, Cuccaro, Di Dona, il tiro, la conclusione di Di Dona, recupera poi sull'uscita del portiere in qualche modo Ferraro, che conquista la rimessa laterale. Di Dona, Chianese, anzi Granata, chiedo scusa, adesso Di Dona, libero e c'è il tiro dalla distanza di Longarini. C'è il time out richiesto dalla Campania.
Io ne approfitto per leggere il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. I ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una bella e lodevole iniziativa abbinata alla 60ª edizione del torneo delle regioni che quest'anno si svolge in Calabria, impegnate tutte le province. Crotone e Ciro ospitano diverse partite per una 3 giorni che ha dato anche il là alla nuova avventura del Palamilone, che è stato riaperto per l'occasione. Adesso stavamo dicendo che gioca con l'uomo in più in avanti, senza portiere, la Campagna alla ricerca del pareggio di Dona. Cuccaro, Granata, da parte di Stagliano, è stato Lesso Cuccaro ad insaccare per il pareggio, si abbraccia col proprio allenatore di Dona, pareggio meritato. Pareggio meritato per come è arrivato. Siamo quasi in conclusione di questo match. Adesso vediamo cosa proporre. C'è il time out adesso da parte delle Marche. Pareggio di Cuccaro, che è entrato da poco in campo, ma è stato bravo nella circostanza a mettere forte un bel pallone al centro. Stagliano, Cuccaro si è avventato, c'è stata anche una serie di rimpalli su alcuni difensori, ma alla fine l'ultimo tocco è sembrato essere quello del numero 8 per il pareggio, che vede il risultato adesso sull'1-1. A gol di Tuo ha risposto Cuccaro e adesso si torna a giocare 5 contro 5 col portiere, però almeno per quanto concerne anche la Campagna. Del Pizzo, Sebastianelli, Del Pizzo, Lorenzetti, Longarini, Del Pizzo, Sebastianelli, largo sulla destra Lorenzetti, o meglio Longarini, adesso Lorenzetti, recupera Mangiacapra e poi su di lui recupera ancora Lorenzetti, Sebastianelli, Del Pizzo, pallone fuori, rimessa di Ferraro con i piedi, Mangiacapra, Ferraro sbaglia Mangiacapra, poi il portiere riesce a servire Ferraro che subisce fallo ad opera di Lorenzetti. Era vicinissimo Camposano, l'arbitro designato per questo incontro, e ha prontamente fischiato il calcio di punizione a favore della Campagna, che è pervenuta al pareggio qualche istante fa. Ferraro, Mangiacapra in avanti a cercare Stagliano, mette a terra il pallone Stagliano, prova a girarsi, su di lui Del Pizzo in fallo laterale. Si appresta Ferraro a rimettere in gioco dalla bandierina, prova Stagliano, poi Chianese, o meglio Granata. Del Pizzo, riparte la squadra marchigiana, Sebastianelli,
Del Pizzo, Longarini, avanza Longarini, si accentra all'indietro per Del Pizzo, ancora Del Pizzo, il tiro di Del Pizzo, controlla male il portiere Gallo, la stava combinando grossa. Angolo a favore della Marche, bellissimo gol, bellissimo gol, è stato bravo Sebastianelli a trovare Longarini che è insaccato a porta vuota, ritorna in vantaggio la squadra marchigiana 2-1, forse anche meritatamente possiamo dire, ritornano in vantaggio le Marche, 2-1, battuto benissimo il calcio d'angolo da Sebastianelli, si è inventato Longarini che ha trovato il 2-1 e adesso la Campania è ritornata a giocare con l'uomo in più avanzato alla ricerca del pareggio che aveva raggiunto anche forse meritatamente qualche minuto fa, ma poi è stata ingenua e si è fatta trovare impreparata sull'angolo battuto in modo magistrale da Sebastianelli, che ha trovato libero Longarini che ha solo toccato in porta. L'avrei potuto fare anch'io questo gol, e anche il nostro amico assistente qui a Dionigi. Adesso attenzione, la Campania naturalmente non ci sta. Granata, il pallone al centro, messo anche molto bene da parte di Mangiacapra per Stagliano che non ci arriva. Cuccaro lascia il pallone fuori, entra Di Dona, esce il portiere. Camposano è troppo fiscale come arbitro, non abbiamo capito perché si è lamentato sull'ingresso del numero 10 Di Dona. Adesso non c'è nessuno in porta, però è bravo ad intervenire Chienese e rimettere in angolo. Esce Di Dona, entra il portiere. Stiamo assistendo a questi ultimi minuti. È finita. È finita in questo momento, stavamo assistendo a questi ultimi minuti in modo appassionante, minuti appassionanti. Ha vinto forse anche meritatamente la compagine delle Marche, 2-1 il risultato. È stata una bella partita che diciamo che la parte migliore l'ha mostrata nel secondo tempo, un primo tempo finito 0-0, poi le Marche sono entrate in campo più decise, sono arrivate al vantaggio con il tiro di Tuo e poi c'è stato il pareggio meritatissimo di Cuccaro
e alla fine, quando sembrava il risultato delineato verso l'1-1, ci ha pensato Sebastianelli a mettere un bel pallone al centro, dove Longarini ha soltanto spinto in rete, e quindi 2-1 vincono le Marche. Velocemente vi leggo il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. I ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM, una piccola rivoluzione culturale lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti. I festeggiamenti giusti da parte dei giocatori delle Marche, che hanno ottenuto questo bellissimo risultato. Siamo ormai in conclusione, non ci resta che salutarvi e rimandarvi alla prossima. Io ringrazio Munnà per la parte tecnica, il collega Dionigi per l'assistenza in redazione, e vi rimando alle prossime, ricordando che per quanto concerne la categoria allievi under 15 si è disputata Campagna Marche, il risultato finale Marche 2, Campagna 1. Arrivederci.